La Regione Veneto, il Consiglio regionale viene a vedere sul territorio le realtà che funzionano, le realtà che sono performanti, le realtà che negli ultimi anni riescono anche con la cultura a far quadrare i conti, facendo spettacoli, stagioni di altissima qualità, avendo il sold out ad esempio per il mese attuale di dicembre già praticamente per tutti gli spettacoli, ed è bene appunto che queste realtà tipo la Fondazione Teatro Città di Vicenza possa essere ad esempio anche per altre appunto istituzioni del territorio. Quindi venire a toccare con mano, capire come la cosa viene gestita, capire come può essere anche copiata da altre realtà, penso sia utile per tutta la cultura del Veneto. È un appuntamento veramente importante, voglio ringraziare il Presidente Ditri per l'invito, perché è un onore per noi salire sul palco e fare questa commissione. Una commissione che negli ultimi mesi ha dato molto risalto a quello che è l'attività dello spettacolo dal vivo, in particolare dei teatri, con un gruppo di studio dedicato proprio per vedere qual è la realtà attuale del Veneto e quelle che possono essere le prospettive per far crescere i teatri del Veneto, farli collaborare anche alla luce della nuova legge sulla cultura, in modo da far crescere il pubblico che frequenta i teatri del nostro territorio. Oggi è un momento che posso dire di confronto per sentire quella che è la realtà del teatro e anche direi un momento simbolico, cioè la commissione che si avvicina ai teatri proprio per far capire che possono essere veramente uno strumento fondamentale per portare la cultura sul territorio alla disponibilità del pubblico veneto. Ringrazio la disponibilità del Presidente e del Direttore del Teatro Comunale di Vicenza e anche coloro che sono intervenuti oggi. È stato un momento estremamente interessante che ci ha fatto capire sia l'importanza della legge sulla cultura che è stata costruita e anche votata all'unanimità dal Consiglio, sia l'importanza di considerare alcune parole d'ordine se vogliamo dare ancora più forza al mondo culturale, che sono quello dell'identità, della comunità, della libertà e dell'autonomia, e il fatto che la Regione abbia un compito importantissimo nella stesura anche dei decreti attuativi della legge, nel fare da facilitatori anche di quelle reti che già esistono e quindi una valorizzazione sociale, culturale e economica di un mondo esistente, facilitare le realtà positive che hanno prodotto dei risultati territoriali importanti e cercare di far capire anche agli altri come si può lavorare bene in questo mondo che è molto variegato, e soprattutto l'importanza non solo economica ma anche sociale del mondo culturale, perché quello che succede all'interno di questi mondi, di questi teatri, sono la condivisione di tante comunità che vanno conosciute. Credo che oggi la sesta commissione abbia anche dimostrato come ci sia la volontà di ascolto e la volontà di camminare, come ci hanno detto, all'interno delle comunità per riuscire a fare anche poi delle leggi e dei decreti che rispondano realmente alle esigenze. Io ho ringraziato per l'onore, ma l'importanza di avere chi fa la legge, legifera, andare, come si dice quando si fa nelle industrie, nel Gemba, e capire cosa sta succedendo nella realtà. È fondamentale, vitale. Non farlo sarebbe un delitto. Per me è importantissimo.